Ciao a tutti, sono stato invitato più volte, ma da tante persone, a fare questo video che io ritengo che sia anche inutile dover parlare e dover spiegare quello che noi sardi sentiamo dentro e che dovremmo esprimere tutti quanti. Penso che ogni sardo debba andare a votare per la legge Pratobello, perché noi siamo un popolo e abbiamo questa fortuna di vivere in un paradiso, che è il nostro. Il nostro senso di appartenenza deve portarci a difendere tutto, innanzitutto il nostro sistema archeologico, che è conosciuto a livello mondiale. Diciamo che noi abbiamo più del 70% dell'avifauna, cioè vuol dire che ci sono un sacco di specie di uccelli in Sardegna. Questa deturpazione del nostro territorio credo che debba rendere triste ogni sardo. Poi considerate che noi produciamo più energia di quella che ci serve. Vorrebbero farci fare l'energia anche per tutto il resto d'Italia, ma che benefici avrebbe ogni sardo da questa cosa? Se paghiamo le bollette più care, noi in Sardegna, come anche la storia della benzina, abbiamo questa centrale a San Rocco che sì, avrà portato anche un po' di lavoro, ma quante leucemie sono arrivate agli abitanti di quella zona? E questo è una cosa che ogni sardo deve difendere. Vogliono mettere più di 70.000 ettari di pannelli fotovoltaici, vogliono mettere tutte queste pale eoliche in qualsiasi zona della Sardegna, nelle zone archeologiche. Io credo che questi sciacalli delle multinazionali ora vogliono deturparci la nostra terra, e questa è una cosa assurda. Quindi chiedo a ogni sardo che tiene la Sardegna, ogni sardo che è innamorato del suo territorio, di andare a mettere una firma per questa legge Pratobello. Io non ho mai fatto politica, non mi interessa, la politica non mi è mai interessata, ma questa non è politica, questa è difendere la nostra famiglia, i nostri figli, i nostri nipoti e le generazioni che arriveranno, perché avranno la fortuna che abbiamo avuto noi, quella di vivere in un paradiso che è la Sardegna. La Sardegna non si tocca, da Cagliari a Santa Teresa di Gallura. La Sardegna non si tocca.